Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio molto importante, visto che ieri abbiamo saltato un turno, come si suol dire. Oggi alle 12:30 il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà in collegamento qui sul canale 18, sugli streaming, poi di tutti i nostri social, dalla sede della Protezione Civile a Marghera per fare il punto sull'emergenza legata al coronavirus. Ci sono molti temi di cui discutere, di cui parlare con il Presidente, primo fra tutti il programma di vaccinazione anti-Covid che sappiamo è partito in pompa magna, possiamo dire domenica, ma che continuerà adesso con gli operatori, con gli anziani, con tutta una serie di categorie che verranno chiarite man mano. Probabilmente già da domani arriveranno nuove dosi, nuove vaccinazioni in tutto il Veneto. Oggi dovrebbe arrivare un programma più definito. Altra notizia è quella che riguarda la possibilità ventilata nelle ultime ore da alcuni organi di stampa che il Veneto possa rimanere in zona arancione anche dopo l'Epifania a causa dei dati dell'emergenza coronavirus di questi giorni. Quindi i contagi crescono, le terapie intensive reggono, poi vediamo la tabella appena prima che Zaia fornisca i nuovi dati, vediamo la tabella di ieri sera, ma cambia poco nelle tabelle relative alla sanità. Quindi l'indice di contagio cresce con soprattutto molti asintomatici, con molti tamponi. Questo potrebbe portare a una permanenza in zona arancione che potrebbe causare qualche problema, visto che sarebbe una zona arancione prolungata dopo lo stop rosso-arancione di questo periodo. Ma ne parliamo poi, perché facciamo subito un salto in centro storico a Vicenza, dove la nostra Gabriella Basso ci aspetta con uno scenario ancora un po' innevato per raccontarci cosa succede oggi nel capoluogo berico. Buongiorno Gabriella, come va? Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Qui siamo in una delle vie che porta alle piazze del centro storico di Vicenza. Come potete vedere dalle immagini, per terra ancora la neve. Certo, le strade, la viabilità è stata sistemata, ma diciamo che per quanto riguarda i marciapiedi siamo ancora in alto mare e i pedoni, tanti pedoni sono costretti a camminare proprio sulla strada perché c'è il rischio un po' di ghiaccio per terra. Questo ha creato il maltempo di ieri, ha innescato veramente tantissime polemiche qui a Vicenza. La città era praticamente paralizzata nonostante i mezzi della protezione civile, di AIM e CPS avessero sparso il sale, gli spazzaneve stessero intervenendo. Vi ricordo che erano 25 in azione in città, però è stata veramente una giornata difficile per la città di Vicenza, quella di ieri. Oggi, ribadisco, la situazione è decisamente migliorata, rimane lo strascico delle polemiche di cui terremo conto con l'assessore alla protezione civile Mattia Ierardi nelle telegiornali di questa sera alle 19:15 su Rete Veneta, ovviamente. Abbiamo approfittato di questa giornata un po' più clemente, anche se gocciola, quindi pioviggia ancora anche oggi qui a Vicenza, per sentire invece i vicentini sulla questione vaccini. Sentivo che ne parlavi anche prima all'inizio della diretta. Vaccini, perché abbiamo provato a capire un po' cosa ne pensano i vicentini su un'eventuale obbligatorietà. Sai che se ne sta parlando, c'è chi addirittura dice che si potrebbe licenziare eventualmente sui posti di lavoro se uno non è vaccinato, oppure il patentino, la patente di vaccinato, o ancora rendere proprio obbligatorio se non si raggiungesse il quorum dell'almeno 65% dei vaccinati, perché altrimenti non si avrebbe l'immunità di gregge. Allora, fino adesso che abbiamo sentito i vicentini, tendenzialmente sono tutti favorevoli a un'eventuale obbligatorietà, anche se la parola obbligo non piace a nessuno, ma per il bene della salute pubblica in questo caso potrebbe essere necessario appunto rendere obbligatorio. C'è chi dice, per il momento abbiamo solo una voce fuori dal coro che dice no, niente obbligatorietà, però chi vuole non far entrare mai nel negozio, piuttosto che nel posto di lavoro, piuttosto che nell'aereo, nel teatro, non far entrare chi non è vaccinato, ha tutta la libertà di scelta di farlo. Quindi diciamo che forse è più propenso a una sorta di patentino di immunità. Gabriella, una voce fuori dal gregge, possiamo dire, visto che parliamo proprio di immunità esatto.
di gregge. Sappiamo che le polemiche sono fortissime anche a livello nazionale su questo argomento, perché c'è la volontà all'interno del governo, ci sono alcune anime all'interno del governo, c'è chi vorrebbe l'obbligatorietà a partire dai medici, c'è chi invece parla di una forte raccomandazione. Sappiamo poi che la forte raccomandazione dal punto di vista pratico vuol dire tutto e non vuol dire niente, quindi sentiremo poi questa sera i vicentini da che parte staranno quando avrete finito di raccogliere informazioni in centro. Certo. Gabriella, però ci risulta che ci sia anche della cronaca a Vicenza oggi, Sì, magari mentre tu ce ne parli facciamo scorrere le immagini che ci sono arrivate. Sì, infatti ieri i Vigili del Fuoco, oltre a ovviamente seguire tutta la questione maltempo, hanno avuto anche un intervento verso le 8 di sera in via Santa Bertilla per un incendio che è scoppiato all'interno di un garage di una piccola palazzina. Sono state distrutte auto, motocicli e tutto quello che c'era all'interno del garage. I Vigili del Fuoco sono riusciti ovviamente a spegnere il tutto, però il fumo che ha praticamente annerito le pareti, ma anche probabilmente reso poco, si sono cadute le alte del garage, rendendo probabilmente poco sicura la struttura, ha fatto sì che per sicurezza di chi risiede nella palazzina la stanza sopra il garage sia stata inibita all'uso. Quindi insomma, Vigili del Fuoco, giornata veramente intensa quella di ieri, perché oltre al maltempo anche una situazione di questo tipo. Forse le cause dell'incendio possono essere legate anche proprio a, tra virgolette, al maltempo, perché sai che ieri un po' c'è stato problemi con i cavi elettrici, ci sono stati problemi di vario tipo, diciamo, innescati dalla questione maltempo, oppure potrebbe anche essere dovuto proprio all'auto stessa che ha avuto dei problemi elettrici. Gabriella, prima di lasciarti andare, ti chiedo, abbiamo parlato di Vicenza, dell'Interland, del capoluogo, ma in provincia la situazione della neve qual è? Perché ci risulta che comunque a partire da Noventa Vicentina, forse al Bettone verso nord, ci sia ancora molta neve a terra presente. Sì, c'è molta neve a terra, perché se a Vicenza la città ha nevicato, sì, ma da mezzogiorno poi aveva cominciato a piovere, quindi già diciamo a sciogliere un po' questa neve insidiosa. In altre zone, soprattutto anche nell'Alto Vicentino, in realtà ne è caduta tantissima, molto abbondante, oltre i 25-30 centimetri in certe zone, e quindi anche l'intervento dei mezzi dei comuni piuttosto che della provincia è stato importante, ma non ancora sufficiente a liberare completamente le strade, o comunque anche lì il problema rimangono i marciapiedi, le vie secondarie, che zone ancora anche delle aree dove magari sono case un po' più isolate, che sono un po' più in campagna, chiaramente rimangono ancora difficilmente raggiungibili con un mezzo normale. Ti vediamo con il cappuccio, vuol dire che la temperatura si è un po' abbassata, sta piovendo a Vicenza, il rischio gelicidio speriamo sia scongiurato, no, perché mancherebbe solo quello in questi giorni di fine anno. Quindi Gabriella, grazie per tutte queste informazioni, di tutto il resto parleremo nel TG Vicenza di questa sera. Buon lavoro. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio, avete visto quindi la cronaca, avete sentito le novità sul tema dei vaccini da Vicenza, e allora andiamo appunto a vedere il piano vaccinale dell'UIS8 Berica. Piano vaccini anti-Covid fase 2. Dopo il cosiddetto V-Day, la giornata inaugurale di somministrazione delle prime 90 dosi, conclusa ieri con successo, rispettando pienamente modi e tempi che erano stati pianificati e senza nessuna reazione avversa. Attese per domani 4.000 dosi di vaccino come primo lotto, per poter immunizzare tutto il personale in prima linea nell'assistenza ai pazienti Covid, rispettando le priorità del piano vaccinale. L'UIS8 Berica, che conta 6.400 dipendenti, prevede di vaccinarli tutti entro i primi giorni di febbraio. Salvo imprevisti, si comincerà dopodomani, mercoledì 30 dicembre. Entro questa sera dovremo dettagliare alla Regione il piano vaccinale di ogni UIS, per noi appunto UIS8 Berica, in cui dovremo precisare in dettaglio le modalità di reclutamento degli operatori sanitari, come si prenoteranno per il vaccino, le sedi in cui verrà offerto il vaccino agli operatori sanitari ospedalieri territoriali, delle case di riposo e ospiti delle case di riposo, le sedi di stoccaggio
stoccaggio del vaccino, le modalità, i giorni di somministrazione e le modalità di tracciamento delle somministrazioni. Senta, quali sono i punti critici, quello che la preoccupa di più in tutta questa macchina gigantesca che richiede un grande sforzo proprio di coordinamento? È proprio quello, cioè mettere in piedi una macchina organizzativa che necessita di forze, di personale e anche di competenza, perché ogni seduta vaccinale deve essere messa in piedi secondo le procedure nazionali e regionali. Di vaccini parleremo anche nella seconda parte del nostro Focus TG. Ora facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in attesa di poterci collegare con la sede della Protezione Civile di Marghera, anzi eccola qua, abbiamo già il collegamento per sentire la conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, che fra 10 minuti circa sarà in collegamento qui con noi sul canale 18, ma anche sulla pagina Facebook di Rete Veneta, su YouTube, su tutti i social della nostra emittente, per fare il punto della situazione. Molta carne al fuoco oggi. Ricordiamo che ieri Zaia non ha fatto il punto stampa per motivi di sicurezza legati all'ondata di maltempo. Far spostare sia il Presidente che lo staff che i giornalisti avrebbe potuto rappresentare un rischio, quindi si è deciso di non fare il punto stampa. Si parlerà oggi, ci sono molti temi, fra questi anche quello della vaccinazione obbligatoria. Vi leggiamo un lancio di agenzia che ci è arrivato in questo momento in redazione. Quella di esibire un certificato vaccinale per partecipare ad alcune attività potrebbe essere un'opportunità e una soluzione, almeno per far ripartire il settore del turismo il più presto possibile. Avendo un certificato, almeno le persone vaccinate potrebbero ridare ossigeno a questa attività. Ne parlerò alla prossima conferenza delle regioni e lancerò una proposta da inviare alla conferenza alla prossima riunione della Commissione Turismo. È una proposta condivisibile, mi auguro che possa essere applicabile. Non sono parole nostre, naturalmente sono parole di Daniele Damario, Presidente della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni. Quindi i vaccini sono arrivati, stanno arrivando e arriveranno in quantità più che sufficiente, almeno per questa prima parte della campagna vaccinale, che riguarderà gli operatori della sanità, gli operatori probabilmente delle case di riposo, poi alcune categorie molto esposte, poi a caduta tutta la popolazione, o almeno si cercherà di raggiungere in tempi molto rapidi il 65%, che ricordiamo è la quota base per garantire l'immunità di gregge. Come arrivarci? Ci sono molte proposte, molte idee, fra queste anche l'obbligatorietà del vaccino o il patentino di vaccinazione. C'è chi parla all'interno della conferenza delle regioni dell'obbligatorietà del patentino per il turismo, per i turisti. Può essere una soluzione, naturalmente potete scriverci quello che ne pensate. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 340 321 8806, il numero che vedete in sovraimpressione. Arriveranno qui sul computer, magari alcuni messaggi li passeremo al Presidente Zaia, altri li manderemo in onda, cercheremo di fare un po' di chiarezza su questo tema che ci accompagnerà di sicuro per i prossimi giorni. Adesso, giusto per essere pronti quando arriverà il Presidente Luca Zaia qui in diretta, facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e praticamente in diretta vi diamo notizia di questa scossa di terremoto che è stata sentita distintamente, in modo anche forte, pare, in alcune zone della regione, almeno fino al Vicentino è stata sentita. Pare che l'epicentro sia da identificare o nell'Adriatico o verso la Croazia. Ci dicono che è stata sentita anche nella provincia di Trieste. Adesso stanno arrivando molte informazioni comunque frammentarie dalle nostre redazioni. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo anche nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove era in programma, a questo punto non possiamo essere più precisi, la conferenza stampa di Luca Zaia, ma potrebbe slittare o potrebbe saltare
Ci confermano che c'è Zaia, ci confermano che Zaia c'è. Chiediamo informazioni. Allora, aspettiamo, cerchiamo di capire che cosa succede qui. Allora, andiamo avanti intanto con tutte le nostre informazioni. Scusate, ma è cosa proprio di questi istanti. Cerco di raccogliere informazioni anche dalla regia, dalla nostra redazione. Se qualcuno sa qualcosa di questo terremoto, se ci sono stati danni da qualche parte, se è successo qualcosa di grave, ci arrivano molti messaggi dai telespettatori che ci dicono che l'hanno sentito. Allora andiamo avanti. Ok, allora pare che ci sia stata una scossa. In questo momento il sito dell'Istituto di Vulcanologia è temporaneamente off limits, non è raggiungibile, non sappiamo se per manutenzione o altri problemi. Allora, dato ufficioso, quindi non sono tutte notizie che arrivano adesso, che noi vi passiamo, c'è pochissimo filtro, quindi bisogna un po' fidarsi, come si suol dire. Parlano di un epicentro verso Zagabria, quindi dall'altra parte dell'Adriatico, con una magnitudo che in questo momento, ripetiamo, sono voci non confermate, viene data sopra quota 6, quindi 6.3. Lo ripetiamo, non è ancora confermato, il sito di vulcanologia è fuori servizio, sono voci che ci arrivano. Pare che sia stato udito molto forte su a Trieste e in Friuli. In Veneto lo hanno sentito, però cerchiamo di avere notizie. Se avete notizie anche voi, scriveteci immediatamente al numero 340-321-8806 che vedete in sovrimpressione, perché cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Allora, per esempio, nel Padovano ci fanno sapere che hanno visto i lampadari ballare in alcune zone poco sismiche della provincia. Ballano i lampadari, ma questo è solo l'unico dato che ha fatto capire che c'era un terremoto in corso. Non sono stati uditi boati o scricchioli, la gente non lo ha sentito. Sappiamo invece che a Padova ci dice che qualcuno, Padova Centro l'ha sentito molto, molto distintamente. Vediamo se ci arrivano informazioni da voi telespettatori, prima ancora che dalle fonti ufficiali. Noi stiamo sempre in stand-by con Luca Zaia. Facciamo vedere, chiedo alla regia di far vedere comunque la sede della Protezione Civile di Marghera qui al mio fianco, in modo tale che siamo sempre pronti, dovesse arrivare subito qualcuno per darci informazioni. Allora, per quanto riguarda i messaggi, allora l'ANSA al momento non ha ancora dato niente. Vediamo se voi... Allora, ci dice... Per esempio abbiamo un telespettatore che ci dice che da Tezze sul Brenta i lampadari si muovono bene, quindi vuol dire che una scossa c'è stata. Cona, Venezia, si è sentito molto bene. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, vuol dire che questo terremoto si è sentito in tutto il Veneto. Andiamo con calma perché stanno arrivando centinaia di messaggi. Vi ringraziamo molto per questa informazione che ci date voi, questa sorta di citizen journalism. Allora, andiamo con calma. Noi intanto abbiamo scaricato al volo l'applicazione dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e cerchiamo di vedere se c'è una lista di terremoti. Allora, qualcuno ci dice epicentro Croazia. Sì, ci viene confermato che l'epicentro è di là. A Mestre, i lampadari al piano terra hanno ballato. Belluno si è sentito molto forte, è una scossa quindi di cui vi parliamo adesso praticamente in diretta, che ha coinvolto tutto il Veneto. Ci sentiamo di dire. Lonigo, ballavano tutti i lampadari. Quinto piano Padova, lampadari ballavano. Mussolente non l'abbiamo sentito, ma i lampadari si muovono. Allora, cerchiamo di andare un po' con calma. Chiedo, visto che non so se abbiamo
se abbiamo la redazione disponibile in questo momento, perché i nostri giornalisti sono usciti immediatamente per verificare la situazione. Se qualcuno dalla regia può cercare di capire se è accessibile il sito dell'INGV o se arrivano altre informazioni, se arrivano delle notizie importanti da questo punto di vista. Ci state letteralmente sommergendo di segnalazioni, tanto che facciamo fatica qui al volo a leggervele tutte. Ci proviamo, perché sono davvero centinaia. Allora, andiamo. Jesolo si è sentito, Onara di Tombolo si è sentito forte, scossa avvertita anche nell'est veronese, quindi questa scossa è arrivata anche nell'est veronese. A San Bonifacio si è sentito. Allora riusciamo più o meno a capire quello che è la diffusione di questo terremoto. È arrivato anche a farsi sentire nel veronese. Non ci risultano al momento, dai messaggi che mandate, situazioni di pericolo, perché tutti ci dicono balla il lampadario, l'abbiamo sentito, la casa tremava, le poltrone hanno vibrato. Parliamo di Orsago. All'Ozzo a Testino una nostra telespettatrice l'ha sentito molto molto bene. Crespano si è sentito addirittura la sedia muoversi. Oderzo si è sentito, Piombino Dese si è sentito, lampadari si muovono, Padova forte scossa si è sentita anche in via Facciolati. Ci state dando veramente tantissime informazioni. Noi vediamo che comunque qualcosa si muove. Allora, sentiamo l'assessore Lanzarin, però stiamo pronti a entrare in qualsiasi momento per fare il punto della situazione sul terremoto. Vi lasciamo alla conferenza stampa. 6.2 da Gabria. Ma noi non credo che ci siano. Allora, buongiorno. Il Presidente è già passato e mi sembra vi ha avvisato che andava appunto a verificare, a vedere, quindi io faccio le veci del Presidente, quindi mostro il bollettino, poi due cose rispetto a alcune delibere che sono state adottate questa mattina e poi il dottor Flor insomma farà un po' una ricognizione rispetto anche all'andamento e all'incontro che è stato fatto con i DG. Allora, numero totale dei tamponi 3.258.961. 3 milioni, scusatemi, sì, 3.258.961. Totale tamponi. Tamponi rapidi 1.792.463. L'altro invece era il totale, quindi totale tamponi di cui 1.792.463 di rapidi. Sono 5, 3 totale. Totale. No, siamo 5 totali. 5 milioni totali. Sono molecolari più rapidi. Allora, ripeto e mi correggo, quindi si vede anche che è la prima volta che mostro i cartelli, anche per le televisioni. Allora, 3.258.961 tamponi molecolari, 1.792.463 tamponi rapidi, quindi il totale è 5 milioni Numero di positivi totale 246.098, 89. Sì. Tamponi positivi delle ultime 24 ore 2.655. Quindi nelle ultime 24 ore abbiamo 2.655 positivi. Il totale dei positivi ad oggi sono 90.365. Passiamo ai ricoveri. I ricoveri totali sono 3.395, più 1 nelle ultime 24 ore. Che sono divisi tra i ricoveri in area non critica 2.998, meno 9,
e 3.397 in terapia intensiva, più 10. E poi il dottor Flo vi darà anche diciamo così, un andamento rispetto ai numeri dei ricoveri negli ultimi giorni e quindi all'andamento complessivo rispetto a questi numeri che io adesso vi ho citato. I dimessi sono 10.519 e il numero purtroppo dei morti totali è 6.298 più 191, quindi un numero molto importante, il più grande insomma credo di tutti gli ultimi tempi, però dobbiamo dire che è un numero di deceduti non solo delle ultime 24 ore ma anche di persone che hanno perso la vita nei giorni precedenti e sono state caricate tutti nello stesso momento e quindi hanno portato a un numero così importante e significativo di 191 vittime nelle ultime 24 ore, quindi salendo in totale a 6.298 vittime totali dall'inizio della pandemia. Allora, cosa possiamo dire rispetto a questi numeri, e poi il dottor Flo insomma darà anche una, diciamo così, spiegazione da un punto di vista di quello che sta succedendo all'interno dei nostri ospedali, all'interno dei nostri reparti. Sicuramente vediamo un andamento stabile che però chiaramente denota ancora una pressione importante all'interno delle strutture ospedaliere. Vediamo un andamento di positivi, anche in questo caso insomma, che vediamo si stabilizza su numeri importanti, ma anche questo è legato al fatto, e lo continuiamo a ripetere, che noi facciamo tanti tamponi quotidiani, tra i tamponi molecolari e i tamponi rapidi antigenici. Siamo in attesa da parte del Ministero, ci dicono che dovrebbe arrivare, speriamo insomma, in giornata, alla nuova circolare che chiarisce anche rispetto appunto al caso confermato, al tampone rapido antigenico. Quindi è chiaro che non appena avremo la circolare poi la presenteremo qui in conferenza stampa, perché quella riuscirà anche a chiarire molti dubbi e molte interpretazioni che ci sono, però è corretto e giusto che aspettiamo la circolare da parte del Ministero della Salute e poi la presentiamo. Oggi in giunta è stato approvato il protocollo con le farmacie. Voi sapete che avevamo iniziato il percorso con le farmacie e abbiamo fatto una serie di incontri. Il protocollo cosa prevede? Che ci sia un'adesione volontaria, quindi le farmacie che intendono aderire a questo protocollo su base volontaria, perché chiaramente dipende dagli spazi che le farmacie hanno e quindi se riescono ad avere dei spazi che sono separati, che hanno determinate caratteristiche, se riescono a avere degli spazi esterni che però sappiamo insomma con la stagione possono diventare un po' difficili da utilizzare, quindi è su base volontaria per quanto riguarda le farmacie, però insomma gli ordini ci hanno detto che ci sarà un'adesione molto alta. Allora, cosa prevede il nostro protocollo? Il nostro protocollo prevede che le persone possano andare in quelle farmacie che aderiscono a questo protocollo per l'effettuazione del tampone, il test rapido antigenico, quindi stiamo parlando di questa tipologia di test, senza prescrizione medica, quindi senza ricetta, quindi non c'è la ricetta, ci deve essere la ricetta e poi andare per effettuare il test. Le farmacie devono, come dicevo, garantire degli ambienti consoni e quindi prevedere, se no, di utilizzare gli spazi fuori dagli orari di apertura, quindi alla sera, quindi organizzarsi eventualmente. Devono avere il personale sanitario, quindi devono procurarsi il personale sanitario, quindi l'infermiere che può effettuare il tampone rapido antigenico.
e poi devono inserire l'esito del tampone rapido antigenico, sia che sia positivo o negativo, all'interno del portale regionale, in modo che tutti coloro che vanno in farmacia perché hanno un dubbio, perché devono andare in qualche parte, preferiscono farsi un test di questo tipo, eccetera, vengano registrati poi nel portale regionale. Abbiamo concordato un prezzo che la farmacia poi faranno all'utente finale di 26 euro, che comprende chiaramente il fatto che le farmacie si procurino i test, quindi si comprino i test, si procurino i DPI, lo spazio interno ed esterno per effettuare i test e lo smaltimento anche poi sappiamo dei DPI e il personale sanitario. Quindi complessivo di tutte queste spese. Alcune regioni avevano già iniziato, voi sapete, questo percorso, l'Emilia Romagna, il Lazio, il Trentino. Riteniamo giusto e corretto e fondamentale che ci sia anche questa possibilità anche da noi, anche perché sappiamo che le farmacie rappresentano dei punti di riferimento molto importanti e poi un'attività di questo tipo rientra anche nelle cosiddette farmacie di servizio che sappiamo insomma si stanno cercando di potenziare anche a livello nazionale con i decreti nazionali in cui la farmacia diventa un punto importante, non sostituisce, è chiaro, quella che è poi la parte clinica, diagnostica e medica, assolutamente no, ma sappiamo che in alcuni punti, anche paesi isolati o comunque in alcuni territori disagiati, diventa un punto strategico molto molto importante da questo punto di vista. Continua l'attività con i medici di medicina generale per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi, e credo che potremo nei prossimi giorni, Carlo, presentare anche un report adesso un po' di tempo rispetto alle quantità e al numero di tamponi che vengono effettuati, i casi e quindi anche poi tutti gli altri interventi, quindi continua sia con i medici di medicina generale che con i PLS, quindi con i pediatri di libera scelta, l'effettuazione dei tamponi. Sappiamo che ci sono anche dei discorsi inseriti nella legge di stabilità nazionale che prevedono anche una continuazione da gennaio in poi, però verificheremo insomma cosa c'è, quindi anche che possibilità da un punto di vista insomma ci siano per proseguire l'attività che noi abbiamo comunque mantenuto e ricordiamolo insomma garantito anche senza che ci fosse un finanziamento nazionale, perché poi alla fine insomma il finanziamento, i famosi 18 euro che sono stati dati ai medici di medicina generale per l'effettuazione dei tamponi sono fondi che insomma prendiamo dal fondo sanitario regionale. Però è un'attività importante e ringrazio quindi i medici di medicina generale per questa attività e per i numeri insomma, che abbiamo visto essere numeri molto importanti. Credo che siamo l'unica regione effettivamente che ha siglato ma anche ha numeri così importanti per quanto riguarda la medicina del territorio. Questo denota anche il fatto che il nostro è un sistema che era già strutturato da un punto di vista di questo tipo e che sicuramente insomma, per il futuro vorremmo, quando avremo possibilità e modo insomma, anche di occuparci di questa cosa, pensare anche a un'organizzazione che si vada proprio incontro insomma, a quelle che sono le esigenze anche dei territori insomma, più sprovvisti e quant'altro. Io mi fermerei qui e lascerei la parola al dottor Flor per diciamo, un inquadramento generale rispetto alla situazione attuale, rispetto alle ultime cose e ai numeri che ci sono oggi, ci sono stati in questi giorni. Ecco, l'ultima cosa che dico è che la macchina per quanto riguarda le vaccinazioni va avanti. Mi sembra che la notizia che avevamo questa mattina, che causa maltempo, non è arrivato questa mattina ma arriva in giornata, quindi probabilmente domani c'è il slittamento di un giorno rispetto appunto alla seconda tranche di vaccini, che le famose 38.000 dosi che ci devono arrivare, che hanno avuto questo ritardo un po' dappertutto legate al tempo, quindi doveva arrivare stamattina ma abbiamo comunicazioni che arrivi in giornata, quindi probabilmente le vaccinazioni insomma, saranno da domani in poi. Sempre ricordiamolo per il primo target, quello dei sanitari, ospedalieri, sanitari del territorio, RSA e operatori e ospiti delle RSA. Allora io farei subito intervenire il dottor Flor, poi
facciamo il giro di domande che di solito facciamo. Delle notizie di servizio, una ovviamente è vero Assessore, la delibera sulle farmacie la diamo nel pomeriggio appena è numerata, e alla fine l'Assessore Bottacin, fermatevi perché faremo un quadro sul terremoto. Chiedo scusa ai telespettatori e a tutti voi perché il Presidente è rientrato per sopralluoghi anche lui in relazione al terremoto, però l'assessore Bottacin resta con noi prima probabilmente di andare anche lui a fare sopralluoghi e ci dà un po' il primo quadro della situazione. Dottor Flo, prego se si mette in mezzo così anche le televisioni hanno i loro microfoni sentono meglio. Prego. Sì, buongiorno. La prima cosa volevo fare una precisazione sul numero dei ricoverati in terapia intensiva, che voi vedete è 397, l'avete visto prima, ma questo 397 comprende 31 negativizzati. Quindi i malati coronavirus positivi in rianimazione sono 366. Stesso discorso vale per le terapie non intensive, area non critica. Il 2009-98 comprende 320 negativizzati e quindi il numero vero sarebbe 2678, e quindi è giusto perché sennò ci sarebbe un aumento di un numero che sarebbe un po'... Siamo a 300. Mi sembra giusto precisare insomma che sì, 320 sono ricoverati ma negativizzati, quindi hanno superato il Covid, sono in ospedale per altri motivi. Io dalle cose che avete visto, le considerazioni che faccio, e ci siamo sentiti anche con tutte le direzioni per fare un commento un po' su come siamo. Allora, questo numero dei 2000 che oscilla tra i 2600 e i 2700 malati non Covid non è un indicatore, è un numero di conti quanti sono i malati. Questo esprime quanti malati genera la malattia, l'epidemia, e sono persone che vengono ricoverate. Questi sono tutti la polmonite, sono tutti sintomatici, hanno la febbre, e da questi numeri usciranno nei giorni successivi dei numeri che andranno in rianimazione. Quindi il numero che noi teniamo abbastanza monitorato è questo numero, perché ci dice quanti nuovi malati genera il territorio, ma ci fa anche da previsione di quanti malati avremo in rianimazione nei prossimi giorni. Devo dire che questo numero da una settimana, un po' di più, è abbastanza fermo, non sta crescendo molto, e difatti anche con le strutture ospedaliere stiamo tenendo una posizione di cauta attesa, no? Noi siamo pronti dall'oggi al domani ad aumentare un certo numero di posti letto sia di rianimazione sia di area non critica, se si verificasse un aumento di casi. In questo momento, anche in ragione delle chiusure che sono in corso, del fatto che da una settimana più o meno siamo stabili con i numeri, pensiamo che la situazione possa anche rimanere stazionaria, la situazione com'è, però riprendiamo giorno per giorno gli andamenti. Il picco di un giorno non ci dice niente, l'andamento generale invece sì, insomma, ecco, questa è la cosa rispetto all'andamento dell'epidemia. Volevo dire che, perché non viene mai sottolineato abbastanza, lo sforzo che si sta facendo per mantenere aperte altre forme di cura e di terapia, e dove abbiamo specialità rilevanti noi continuiamo ad essere un riferimento anche per pazienti che vengono da fuori regione. Volevo dire, ci sono dei settori dove noi non abbiamo sacrificato nulla, non c'è nessuna unità coronarica, stroke unit, centro ustioni, terapia neonatale o oncoematologia o ematologia che sia stata minimamente toccata dal coronavirus, tanto perché ne ho elencati alcuni a memoria, ma probabilmente sono anche di più, ma se vi dico quelle ad alto contenuto, no? La patologia neonatale o le terapie intensive pediatriche, no? E dopo i centri ustioni, le unità coronariche, le stroke unit.
dialisi, non è toccato nulla di ripeto. Sull'ambito, anche nel Covid hospital hanno mantenuto le dialisi. Credo che su tutti gli ambiti pediatrici, in particolare l'oncoematologia pediatrica, non abbiamo toccato nulla di sicuro. E lo sforzo, anche la previsione che noi abbiamo, se dovesse ulteriormente aumentare il numero dei casi, è comunque che queste sono situazioni che saranno assolutamente salvaguardate. Poi io preferirei rispondere se ci sono delle domande. Allora, mi dispiace perché il team era sempre tosato, ma c'era già sostettate delle colleghe. Nicolussi, Prigioni, Balzan, Sannaso, Moscati e Giacomuto. Prego Nicolussi. Allora, buongiorno a tutti. Direttore Flora, io ho bisogno di un chiarimento sui numeri, naturalmente. Allora, due domande sui numeri. La prima, se ci può spiegare cosa sta succedendo sul fronte dei morti. Oggi, come avete detto giustamente voi, abbiamo un record dei morti di 191, tantissimo. Volevo capire cosa sta succedendo. La seconda invece, volevo capire questo. Il PD dice che la Regione Veneto gonfierebbe, uso il condizionale, un po' i numeri dei ricoveri e che i famosi 1016 letti di terapia intensiva che potrebbero essere aperti nel giro di 36 ore in realtà non ci sarebbero perché non ci sarebbe personale e perché bisognerebbe poi ricavarli dalle sale operatorie e quindi sono solo sulla carta, ecco, questo l'avevano detto anche i sindacati dei medici. Volevo capire come stanno realmente le cose, se può rimettere in ordine un po' la situazione dei numeri. Grazie. Poi l'assessore Lanzarin chiede un'altra cosa. Prego. Allora, il dato di mortalità di una giornata è un dato che è limitato a quel giorno, l'altro ieri avevamo 27, insomma, no? E non credo neanche che si debba fare la media su 5 giorni o su 3 giorni. I dati di mortalità si valutano sulla popolazione e sul numero di malati. Ora, quanti malati abbiamo avuto e di questi quanti sono deceduti, quanti malati abbiamo avuto che sono andati in rianimazione e quanti di questi deceduti. Il numero da solo, sia alto o basso, non dà la mortalità, è un dato che va riferito a una popolazione e noi, se vogliamo avere un dato certo, dobbiamo dire la mortalità per Covid in Veneto. Questo ha un dato e lì potremo confrontare se noi abbiamo mortalità ad esempio più alta, simile, più bassa, paragonabile con altre aree italiane o di altri paesi o di quello che si vuole. Il fatto dei numeri nei pochi giorni, in un giorno, che sia non è un indicatore né che stiamo andando avanti né andiamo dietro, è il dato di un giorno, va collocato in un periodo ma va sempre direi rapportato a qual è la popolazione di riferimento. Vi ho detto i ricoverati, gli ammalati, le terapie intensive piuttosto che il dato regionale. Il dato di mortalità regionale nostro è un dato che è allineato nella parte media, medio-bassa della mortalità in Italia. Che percentuale è? No, abbiamo una mortalità per Covid in Veneto, anche qui bisogna dire che l'Alta Italia ha una mortalità superiore rispetto alla Italia centrale e all'Italia meridionale. No? E questo è perché l'epidemia evidentemente ha avuto caratteristiche diverse. Nel valutare la mortalità che ha il Veneto confrontata con le regioni dell'Alta Italia, siamo in una situazione, la potete andare a vedere in qualunque posto, che è abbastanza allineata. Voglio dire, non so se siamo i migliori, non so se siamo i peggiori, o meglio, so che cosa siamo, lo potete vedere, noi siamo messi bene con la mortalità. Siamo sempre sullo 0,50 o siamo aumentati? Guarda, c'è pubblicato sul sito del Ministero qual è il dato di mortalità, quindi è un dato pubblico, non è un dato segreto. No, lo chiedo, e quindi io non vorrei che uscisse che io do i dati della regione, i dati di questa cosa, i dati di mortalità e di confronto con chiunque li pubblica quotidianamente il Ministero. Io faccio riferimento a questi. Vi dico che so che i nostri dati di mortalità sono dati allineati
mediamente con quello che accade nel resto delle regioni del nord Italia. La rianimazione, tutte le rianimazioni, i pazienti anziani, i pazienti giovani, quelli che sono stati tanto tempo, ci sono diverse modalità. Ora ci sono periodi in cui la rianimazione ha una mortalità del 50%, ci sono periodi in cui ha il 15%. Non è giusto né uno né l'altro dato. Non possiamo prendere la mortalità di una giornata o di una settimana in una rianimazione. Allora noi dobbiamo vedere su un periodo abbastanza lungo qual è la mortalità che abbiamo nei pazienti che vanno in rianimazione. Certo che quando uno entra in rianimazione, l'abbiamo sempre detto, un tempo si diceva è in lotta con la morte. Bene, questo detto vale anche per il Covid, non è che non vale. È l'estrema forma di assistenza che abbiamo e purtroppo non tutti superano la cura di rianimazione perché la cosa è abbastanza impegnativa. Numero terapie intensive, chiedeva la collega. Perfetto. Un po' di chiarezza perché insomma... Ma un po' di chiarezza. Allora, anche se l'abbiamo già detto 3 volte. No, ma allora la Regione Veneto, mi pare a maggio o giugno, ha inviato un piano da 1016-1011 posti letto al Ministero dicendo questa è la nostra situazione. Adesso ci sono le opinioni e ci sono i dati. Io sono pronto ad accompagnare chi vuole venire in qualunque forma e con qualunque mandato a far vedere che negli ospedali del Veneto abbiamo più di 1000 letti di rianimazione, abbiamo più di 1000 ventilatori, abbiamo più di 1000 monitor, abbiamo più di 1000 pompe siringhe per rianimazione, più di 1000. Non che li abbiamo sulle tabelle, li abbiamo in una sede fisica dentro gli ospedali. In questo momento ne stiamo utilizzando 700 di rianimazione. Nei letti di rianimazione che abbiamo oggi non sono considerate i posti letto di subintensiva, anche se molti letti di subintensiva sono dotati di respiratore, sono dotati di schermo, di monitoraggio, sono dotati di pompa siringa e quindi sono classificati subintensiva, hanno pazienti che possono entrare in rianimazione o possono uscire, ma è una forma di assistenza molto elevata, ancorché i pazienti non siano intubati. Allora, nell'ipotesi disastrosa di dover attivare 1000 posti letto di terapia intensiva, vuol dire che noi arriveremo a 6.000 malati Covid, di cui 700-750 sarebbero in rianimazione. Vi ho detto, oggi ne abbiamo tra Covid e non Covid 690, mi pare, 688 ricoverati attivi in rianimazione. Ne abbiamo già qualche centinaio in semi-intensiva, dove c'è tutta la dotazione dell'assistenza tipica della rianimazione. Non sono assistiti sulle 24 ore da personale anestesista, rianimatore. Eventualmente il rianimatore fa da consulente e dà indicazioni, ma gestisce il passaggio di questi malati. Un'ulteriore quota di posti letto per arrivare ai mitici 1000, che già ci sono e c'è tutta l'attrezzatura. Dov'è che sono? Sono ricavati da trasformazioni di sale operatorie. 110. No, sono circa 110-111. Guardate che la sala operatoria può dare tranquillamente origine a 2 posti letto di rianimazione, quindi non è che dobbiamo chiudere tutte le sale operatorie per avere i posti letto. Quindi
chiusa la partita del posto letto di rianimazione, perché vi ho detto i posti ci sono, molti di questi sono già occupati. Il personale per gestire questi posti, ad oggi gestiamo, vi ho detto, 700 posti letto di rianimazione e qualche centinaio di subintensiva, che viene conteggiato al 50% ai fini di rianimazione. Il personale non c'è alternativa a ricavarlo, se troviamo da assumere, e voi sapete che anestesisti da assumere si fa fatica, non ce ne sono, mentre troviamo personale infermieristico, il personale lo dobbiamo ricavare da riconversione di altre attività, che però non sono quelle che vi ho citato prima, perché quelle rimarrebbero intoccate. Sono invece in prevalenza sale operatorie. Quindi, poi, siccome stiamo parlando di numeri assoluti, 1000 posti letto di rianimazione e anche 1000 anestesisti più o meno. Allora non è che il 2, il 7, il 3, stiamo parlando di un ordine di grandezza al quale non è che avere uno in più o uno in meno vanifica il progetto, ma vi dico, la disponibilità fisica dei posti letto, proprio uno per uno dove sono, lo sappiamo. Sappiamo di averne in questo momento in funzione circa 700, 690 e sappiamo anche di avere un piano che ci obbliga a riconvertire personale oggi impiegato in altre attività. Allora io mi sono permesso di dire che quando dovessimo arrivare a questo livello l'assistenza ospedaliera è vicina al collasso. È vicina al collasso perché avremmo dovuto ridurre di molto attività chirurgica, resterebbe praticamente solo l'urgenza e ci resterebbero i posti letto di rianimazione per l'emergenza, per l'urgenza, i traumi, eventualmente ictus e infarti, insomma, no? Robe. Il calcolo è che dovrebbe raddoppiare l'attuale numero di malati. Per arrivare a quella situazione noi dovremmo raddoppiare l'attuale numero di malati. E chi vuole avere un dettaglio, se è proprio curioso, a parte che il piano è depositato presso il Ministero, mi fa anche sorpresa che qualcheduno che conosce bene l'iter che ha avuto la comunicazione che noi abbiamo fatto al Ministero a maggio-giugno sulla nostra organizzazione adesso in questo momento diventi un problema. No, non lo è mai stato, non lo sappiamo, però l'abbiamo sempre detto che ci auguriamo di non dover attuare quel piano, perché sappiamo quanto sarebbe impegnativo per il resto delle attività. Carlo, aspetto il prossimo giro o posso fare... No, Natalina facciamo dopo, facciamo un primo giro di flotto e rimettiamo... Ok, posso fare l'ultima flora? Sì, allora? sì. Ok. Direttore, volevo solo capire adesso se ci può spiegare quando riparte appunto la vaccinazione e con quali numeri. Noi riceveremo 38.000 vaccini a settimana e in questa settimana vaccineremo 38.000 persone. La settimana prossima, il 4, riceveremo 38.000 vaccini. Tutte le aziende hanno fatto un piano di vaccinazione, 38.000 vaccini, voi capite che per la Regione Veneto sono una briciolina. No, una briciolina proprio perché i 38.000 vaccini li disperdiamo in 7 province e voi capite che i numeri, insomma... Però in questa prima fase ci consente di avere un piano che per fine gennaio vede vaccinato tutto il personale sanitario, vede vaccinato personale e ospiti delle residenze assistenziali e di tutti i centri dove ci sono disabili, dove ci sono varie forme di ricovero sul territorio. Tutti almeno con la prima dose, dal 18 gennaio partirà anche il richiamo.
il richiamo, la seconda dose, perché è stato vaccinato in questi giorni, insomma, dopo 21 giorni scatta il richiamo, quindi noi stiamo programmando il primo passaggio in ordine di priorità, quindi anziani delle RSA e personale dei reparti a rischio, e a seguire avremo tutto il personale sanitario e tutto il personale delle RSA per arrivare, insomma, a fine gennaio abbiamo già abbiamo cominciato a fare la seconda dose a quelli che abbiamo vaccinato a dicembre, insomma, no? E poi vediamo, perché sulla programmazione delle forniture noi oggi abbiamo certezza fino a fine gennaio, noi per fine gennaio avremo circa 180.000 dosi. Bene, Prigioni e Vanzan. La mia è una domanda anche per l'assessore, mi riferisco a quanto dichiarato questa mattina, anzi non questa mattina, insomma, in una trasmissione L'Aria che tira della 7 dal professor Crisanti, che ha affermato che la situazione del Veneto sarebbe imputabile alla zona gialla e all'utilizzo dei tamponi rapidi poco sensibili nel testare il personale delle case di riposo, che stanno evidenziando dei contagi in numero come non si era visto, insomma. Quindi volevo sapere qual era la replica della Regione a queste dichiarazioni. Ma io credo che tutti noi siamo ormai abituati da almeno qualche mese a vedere esperti in televisione che dicono tutto il contrario di tutto. Ne abbiamo viste un po' di tutte. Allora, la Regione Veneto non ha mai negato i numeri, non ha mai negato il numero di ammalati, di ricoverati, ha reso pubblico tutto quello che fa e quotidianamente rende conto quanti tamponi fa, sia molecolari sia rapidi. I 20.000 tamponi molecolari al giorno che fa la Regione Veneto, 20.000 tamponi al giorno molecolari, sono un po' il limite di tamponi che la Regione è in grado di assicurare, refertati entro 24-36 ore. Refertati entro 24-36 ore. Io ho affermato che molti di questi tamponi rapidi e molecolari li sprechiamo per convalidare i risultati positivi dei tamponi rapidi, ma questo d'oggi prevede la legge e non l'ha fatta la Regione Veneto. Se noi non avessimo da fare questo lavoro di conferma dei tamponi rapidi, che sono più di 30.000 al giorno, noi non avremmo screenato quelle 30.000 persone. E quanti sono i rapidi che dovete confermare con i monitoraggi? Ve lo dico subito, perché siamo gli unici a saperlo. Perché qui ognuno parla e parla per quello che sente, per quello che vede, per quello che interpreta, ma i risultati positivi sui 20.000 tamponi molecolari non li ha nessuno, li ha solo la Regione. Quindi chi parla, parla non so basandosi su che cosa. Io penso che il professor Crisanti abbia fatto una sua valutazione e credo che sarebbe giusto che uno scienziato mette nero su bianco una sua relazione, una sua esposizione e interpretazione dei dati e la rendesse disponibile alla Regione per capire cosa possiamo fare e, se serve, renderla nota anche ad altri. Perché bisogna capire che noi siamo anche in un sistema di regole. Noi, vi ho detto, io ho dichiarato, stiamo sprecando tamponi molecolari per dover confermare i positivi dei tamponi rapidi. Quando si dice che noi abbiamo una percentuale alta di positivi ai tamponi, è vero che abbiamo, perché i test di conferma del tampone rapido che abbiamo tutti i giorni e è nell'ordine delle migliaia, perché non è nell'ordine delle centinaia. Allora, noi sui 3.000 mediamente pazienti positivi che abbiamo al giorno, e questo deriva dal tampone molecolare utilizzato da solo in prima battuta, sono poche centinaia.
La stragrande maggioranza dei positivi che noi abbiamo al tampone molecolare è su conferma dei tamponi rapidi. E siccome i tamponi rapidi ne facciamo tanti, noi potremmo anche pensare, vogliamo avere pochi negativi, non facciamo pochi positivi, non facciamo tamponi rapidi. Allora bisogna capire che l'alternativa ai tamponi rapidi oggi è il nulla. Noi siamo pronti a confrontarci con chi che sia sul numero di tamponi molecolari che facciamo. E se c'è un sistema per ottimizzare questo, per farlo, basta che ci venga detto. Perché oggi l'alternativa vera quale sarebbe? Non fare i tamponi rapidi o fare i tamponi molecolari e refertare a 4-5 giorni. E tanto che uno aspetta il referto, cosa fa? Allora, io su questo ho abbastanza chiaro, io ne ho parlato personalmente di questo tema con il professor Grisanti, rispetto alla miglior utilizzazione possibile di quello che abbiamo. Allora, i 20.000 tamponi molecolari noi li facciamo tutti. Se li facciamo anche per confermare il rapido, l'avessimo fatto senza il tampone rapido, l'abbiamo avuto lo stesso, però il tampone rapido ci screma 35.000 persone al giorno. Quindi i tanti contagi nelle RSA sono legati alla diffusione del virus, non alla metodica guardate, di test. Le RSA ospitano 30.000 ospiti in Veneto. 30.000 ospiti. Noi siamo in grado di fare, e credo che siamo tra i più alti per numero di tamponi al giorno molecolari in Italia, sempre rapportato alla popolazione. Guardate che 20.000 tamponi al giorno molecolari su 5 milioni di abitanti non li fa quasi nessuno. Vi dico, la popolazione delle case di riposo di 30.000 persone. Si fa presto a fare il calcolo quanti tamponi molecolari sarebbero necessari per scremare le persone e a che distanza dovrebbe essere fatto questo tampone. Ora io massimo rispetto per le opinioni di tutti, però io vorrei che queste cose, invece di essere oggetto di dichiarazioni più o meno estemporanee a qualsiasi organo, venissero documentate e inviate per dire com'è meglio utilizzare quei 20.000 tamponi molecolari. Siccome faceva anche riferimento alla zona gialla, stante la situazione finita la zona rossa per il periodo festivo, sia il caso di rivedere a livello di Ministero ovviamente i 21 parametri di classificazione, oppure abbiamo ancora le condizioni di un giallo plus, di un giallo plus. Si parla addirittura che l'Istituto Superiore di Sanità accenna ad un arancione per il Veneto nelle prossime settimane. Ora, io penso che la classificazione delle regioni continuerà a seguire le regole che ha seguito finora. Sono basati su una serie di indicatori. Io continuo a pensare che l'indicatore più forte sia il numero di malati, perché quello non ammette interpretazioni e non sono dati rilevati più o meno e confrontati, sono dati che sono documentati e inseriti nel sistema informativo nazionale. Allora, vedremo qual è l'esito di questo periodo di para-lockdown e quando saremo all'Epifania vedremo come siamo messi. Io credo che se ci sono le condizioni non servono né leggi speciali né nuove interpretazioni, ma è in automatismo applicare il regolamento, e se riuscirà che come il regolamento ci ha fatto zona gialla, lo stesso regolamento dovesse farsi zona arancione o altro, noi accetteremo, come abbiamo sempre accettato, la classificazione che ci viene posta. Ma non c'è nessuna... Noi guardate che i dati li diamo in diretta al Ministero quotidianamente, non è che sono... Quindi può anche seguire l'andamento e voglio dire il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità che decidono conoscono qual è l'andamento della malattia in ogni regione italiana, compresa la nostra, e sono gli organi che sono deputati a definire queste scelte. Se ci sono situazioni straordinarie o speciali di nicchia saranno valutate come situazioni speciali straordinarie di nicchia, ma oggi noi non abbiamo una situazione
è una situazione direi omogeneamente diffusa, con una incidenza magari un po' superiore in una provincia e un po' inferiore in un'altra, ma non è che abbiamo un unico posto da aggredire. Grazie. Danzan, poi si prepara San Naso, poi Moscati. Dottor Flor, buongiorno a tutti. Oggi l'assessore, come Presidente della Regione, ha fornito il numero totale dei tamponi e dei test rapidi, 3 milioni e 2, 1 milione e 7. Quello che io le chiedo è, non sarebbe il caso di fornire il numero dei tamponi e il numero dei test rapidi effettuati quotidianamente? Cioè, ieri quanti tamponi sono stati fatti? Quanti antigenici sono stati fatti? E di questi quanti positivi, quanti falsi negativi? Perché ormai la polemica sul Veneto, che è un untore, dove abbiamo il più alto numero, secondo alcune narrazioni, ma effettivamente i numeri sono alti, di contagi, forse l'unica risposta è quella da dare con i numeri, e noi effettivamente questi numeri, mi scusi, ma non li abbiamo. Tra l'altro, la tabella che è stata fornita l'altro giorno dava una comparazione mensile, quando a livello nazionale, solo perché erano stati conteggiati solo i tamponi molecolari, risultava un'incidenza del 36%, dato che la Regione Veneto ha contestato dicendo guardate che noi facciamo una caterva di antigenici, di test rapidi, e come diceva lei adesso, oltretutto molti sono uno spreco, nel senso che poi dobbiamo anche fare il controllo molecolare. Ma il dato del Ministero è quotidiano, mentre la tabella che ci avete fornito voi è su base mensile, ottobre 5%, novembre 8%, dicembre, dato parziale perché il mese non è ancora finito, 8%. Quindi chiedo, è possibile avere i dati quotidiani? Ma guardate, allora il dato quotidiano che noi abbiamo è del effettuato, che è diverso dal dato refertato. Allora, noi sappiamo che negli ultimi 10, 15, 20, 30, un mese e mezzo, facciamo 20.000 molecolari al giorno. Abbiamo cadute a 18.000, abbiamo punte da 24. Questi vengono refertati in giornata, il giorno dopo 2 giorni, quindi devi rincorrere, ed è un calcolo anche abbastanza, per vedere quanti sono i positivi di quei 20.000 tamponi. Facciamo 35.000 tamponi molecolari al giorno, antigenici, scusa. I positivi che troviamo con l'antigenico vanno al tampone molecolare. Allora, quello che vi posso garantire ed è una cosa che noi oggi abbiamo detto che abbiamo quanti nuovi casi di 2.700 mi pare, no? 2.655. Questi 2.655 derivano da refertazione di tampone molecolare. Refertazione di tampone molecolare. Quanti tamponi molecolari facciamo al giorno? 20.000. Allora, quant'è la percentuale? No, è 2000, no, andate 2600, perché questo è un dato di fatto, 2655 diviso 20.000. È spannometrico finché volete, perché non sono i tamponi di un'unica giornata, perché ci sono i tamponi di conferma, perché ci sono le refertazioni che magari sono anche di un giorno prima, 2 giorni prima, ma è inutile andare a cercare cose tanto sofisticate. 13% per voi, che è quello di oggi, fa 36. Chi è che ha detto 36? Chi ha detto 36 non è capace di fare questa operazione. Va bene? Anche semplicemente stando sui molecolari. Qui siamo solo... 5.000 su 15.000, per quello è venuto fuori 36. Guardate, sì, ma vi ho detto, guardate, non prendete il dato, vi ho detto prima, il dato giornaliero non è la realtà. Allora è giusto dare un dato mensile, perché quello rappresenta un andamento vero. Se prendi il dato di un giorno,
Se un giorno refertiamo, non facciamo, refertiamo 5.000 tamponi molecolari in più, vi fa il saldato. Ne refertiamo 5.000 in meno, vi fa il saldato. Allora, se noi dovessimo però estrapolare, oggi abbiamo questo. E non c'è discussione su questo. Poi ve lo dico io, che questi 2.667 casi sono casi che noi abbiamo refertato nelle ultime 24 ore. Quando è stato fatto il tampone? Bisogna vedere quando è stato fatto il tampone molecolare e quando è stato refertato. Quando è stato fatto il tampone rapido, quando è stato inviato alla conferma, quando questo è stato processato e quando è stato refertato. Qui ci possono essere dentro dati che noi abbiamo refertato nelle ultime 24 ore, ma poi il tampone può essere anche di 4 giorni fa. Allora vi dico, non guardate il dato puntuale di giornata neanche su questo. Però qualcuno si ostina a dire che i dati non sono corretti, allora vuol dire che forse non tiene in considerazione minima questi dati che sono ufficiali e che vengono inviati nei flussi ministeriali e sui quali noi diamo anche conto di funzionamento della nostra macchina sanitaria. Non so, più di così non saprei come spiegarlo. La seconda domanda, dottor Flor, ritorno sui dati della mortalità, perché effettivamente, come dicevate prima, oggi è un dato alto, anche se ne sono state caricate vittime che sono dei giorni passati. Lei diceva i dati ci sono ufficiali, sono quelli del Ministero. Ci agevoli un attimino, giusto per capire, perché siamo qui a parlare con voi. Cosa riporta il Ministero in base ai dati della mortalità Veneto, Lombardia, almeno i dati del Nord? Bisognerebbe avere il sito qua. Siamo nella media, dice, o siamo, come si dice, più alti? Se dal dato te lo dice. A memoria, bisognerebbe guardare. Scusate, ho un po' perso il tasso dei calcoli, il tasso di mortalità del Veneto, se il confronto è esatto, il numero di morti rispetto al totale di positivi da inizio pandemia, abbiamo 6.107 morti su 240.000 positivi, a un tasso di mortalità del 2,5%. Contro, sì, in Lombardia il tasso di mortalità, ovviamente è una regione tristemente famosa, c'è purtroppo, è indubbiamente quella che è il record negativo per la prima ondata, siamo a 24.909 vittime su 450.000 contagi, per cui qui il tasso di mortalità è del 5,6%. Le altre regioni sono, come dire, con tassi di mortalità decisamente superiori al Veneto, perché il Piemonte ne ha 7.800 e l'Emilia Romagna 7.524 e hanno livelli di contagi che sono, come dire, inferiori ai nostri in termini assoluti. Quindi non si può far scandalo nemmeno sui morti. No, io non ho dato i numeri. Stiamo a fare... No, allora, i dati non sono inventati, sono pubblici dati. A me dà fastidio che si voglia continuamente cercare un punto dove trovare un appiglio, no, per dire, rendiamo noti tutti gli andamenti, rendiamo noti tutti i dati. Qualcuno riesce a dire che non ci sono i 1.000 letti, ho capito, libero di dirlo, però noi li abbiamo. Voi sapete che quando si dà una fornitura ad un'azienda, che sia un letto, che sia un monitor, che sia un ventilatore, viene inventariato. E quindi ci sono nell'elenco delle attrezzature disponibili queste cose e ci sono fisicamente e posizionati. Non sono in qualche posto da recuperare da un magazzino, sono dentro le strutture ospedaliere. Però qualcuno dice che non ci sono. Bene, teniamo conto che qualcuno pensa che non ci siano. Ma non ci sono da una settimana, ci sono da maggio, quando l'epidemia stava scomparendo. Stava scomparendo l'epidemia. E da allora ci sono queste dotazioni. C'è la questione dei tamponi sul quale ognuno dice la sua. Io credo che insomma bisognerebbe avere davvero un'alternativa diversa e capire qual è, perché è come chi dice che non si vaccina e io chiedo qual è l'alternativa che ha, perché lo chiedo,
Lo stesso discorso vale ancora di più sulla questione dei morti. Se vogliamo prendere il dato puntuale di una giornata, che peraltro noi rendicontiamo, ci faremo magari un film che non è quello che rappresenta la realtà. Approfitto, visto che l'assessore prima diceva che arriverà una circolare ministeriale di chiarimento. In giornata, e quindi appena l'avrete poi ce la spiegherete. Va bene. Il Ministero pubblica una tabella, credo quotidianamente, con una serie di dati. Qui, riferita al 27 di dicembre, quindi l'altro ieri, mette che il Veneto ha fatto 12.851 tamponi, però nella tabella c'è scritto incremento tamponi rispetto al giorno precedente. Le chiedo, perché a questo punto facciamo anche fatica a leggere le tabelle, questi 12.851 tamponi sono i tamponi molecolari fatti in Veneto il 27 di dicembre oppure sono refertati nella giornata festiva? Sono i refertati quel giorno. Ok. Sono i refertati delle ultime. Non sono quelli fatti, sono quelli refertati. Venivamo da Natale, 3 giorni di festa, in quel giorno il Veneto ha refertato i tamponi e voi sapete insomma che probabilmente il giorno di Natale abbiamo fatto meno tamponi, il 26 forse abbiamo fatto meno tamponi e quindi il 27 abbiamo refertato meno tamponi. Ma se c'è incremento vuol dire che ce n'è di più? Cioè, ne so, più 5.000? No, questi si aggiungono alle migliaia che avevamo fatto prima. Al totale? Sono, invece dei 20.000 quotidiani, in quel giorno festivo ne abbiamo fatti 12.000. Si aggiungono al totale storico. Esattamente. Albino? No, allora, per finire sui tamponi, come diceva la collega Vanzani, cioè se questa sera arriva questa benedetta circolare del Ministero, cioè nel calcolo definitivo, non so se poi la tabella verrà modificata, noi dovremo trovare i 20.000 tamponi molecolari al giorno più i 35.000 rapidi, quindi la percentuale, se ci sono 2.655 positivi, dovrebbe scendere dal 13 al 5% stando a questi calcoli. Allora, questa certezza matematica, scientifica, tecnica, ce l'avremo? In che tempi? Non è un balletto politico quello che state facendo, scusi se mi permetto di chiederle questo, per cui voi giustamente tenete conto dell'insieme dello screening e invece il Ministero continua a dare dati completamente diversi. Questo porta a dare del Veneto un'idea, come dire, che è completamente... No, guardate che su questa cosa non è il Veneto, perché questa cosa della circolare l'hanno chiesta tutte le regioni, c'è stata una commissione salute in cui le regioni hanno chiesto, e con il coordinatore, quindi con il Piemonte, che si chiarisse in maniera definitiva il discorso dei tamponi molecolari, tamponi rapidi, perché vi ricordo che c'era un'altra circolare che prevedeva, l'abbiamo detto più di qualche volta, che le regioni trasmettessero i rapidi, vi ricordate? Del 3 di dicembre mi sembra, insomma, che però poi non ha avuto e quindi non abbiamo più trovato concretezza, alcune regioni trasmettevano o non trasmettevano, quindi con questa circolare le regioni, quindi capeggiate dal Piemonte che è il coordinatore della Commissione Salute, hanno chiesto al Ministero che ci fosse un chiarimento definitivo rispetto a questa vicenda. Siamo in attesa, il Ministero, parlando poi appunto anche con le prevenzioni eccetera, prevenzione ministeriale, prevenzione delle varie prevenzioni, si sono sentiti, hanno detto che stanno ultimando e ci dovrebbe arrivare quindi la circolare che chiarisce in maniera definitiva il conteggio ma soprattutto l'interpretazione di questo. Attendiamo, appena ce l'abbiamo, se arriva stasera o domani mattina, domani ve la facciamo anche avere. Sì, e novità importante. Carlo, io non avevo conferenza, quindi purtroppo siamo in emergenza. Però vogliamo fare un giro veloce, poi andiamo al terremoto perché... No, farlo subito. Perché la vogliamo far subito, poi ricominciamo. Sì, dai, facciamo così, interrompiamo, facciamo così. Dai, Assessore, facciamo così, poi ricominciamo con la salute, se no tu giustamente devi fuggire. Allora, la situazione a pochi minuti dalla... Allora, no, io comunico semplicemente la situazione attuale. Allora, alle 12:19 è stata registrata una scossa sismica
in una cittadina, con epicentro in una cittadina a sud-sud-est di circa una cinquantina di chilometri da Zagabria, con intensità stimata fra 6.2 e 6.4 della scala Richter. Questa scossa si aggiunge a due scosse, in realtà tre, particolarmente intense, che si sono registrate ieri. Le più intense si sono registrate alle 6, sempre nello stesso posto, insomma lì in un raggio molto ridotto. Una alle 6:28 di ieri mattina di intensità 5.2, una alle 7:49 di intensità 4.8. Per quanto riguarda il Veneto non si registra alcun danno, nessun danno neanche in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo già dato la disponibilità al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di recarci con la nostra colonna mobile della Protezione Civile regionale in Croazia a supporto qualora fosse necessario. Borrelli sta appunto parlando con Conte in questo momento e poi dovremo appunto fare il punto appena finisco qui. I danni sono rilevanti, non sappiamo ancora se ci sono vittime o feriti, però i danni, le prime immagini che arrivano sono di danni molto rilevanti. D'altro canto, per dare un raffronto, stiamo parlando di intensità simili a quelle del terremoto dell'Aquila, e la città in cui c'è stato l'epicentro ha 23.000 abitanti, quindi insomma di abitanti ce ne sono parecchi. Quando dico l'intensità, tenete sempre presente, c'ho Borrelli adesso, a me dispiace però mi tocca rispondere. Faccia pure. Vabbè, aspetta, proseguiamo. Andiamo avanti, scusa Flor, ma sì, oggi abbiamo questo intermezzo. Bene. Allora, Albino aveva... Scusa, se posso riprendere, il tema è appunto questo, cioè, non so se posso chiederlo al professor Floro o all'assessore, cioè qui al di là poi del balletto sull'RT o il tasso di contagio, è capire quali strategie la Regione vuole attivare per bloccare il numero dei contagi, perché se mi è consentito fare questa osservazione, cioè se noi procediamo con anche una media di 2600 contagi al giorno per altri 3 mesi, sì. Finisco, poi dopo non vi disturbo più, ma siccome so che tanti ricevo una marea di messaggi anche di gente collegata che voleva l'aggiornamento. E dicevo, è stato sentito il terremoto in tutta la parte orientale del Veneto, dalla provincia di Belluno fino alla provincia di Venezia, forse l'avete sentito anche voi, qualcuno l'ha sentito di chi era in questi uffici. E dicevo, siamo collegati col Dipartimento della Protezione Civile che è in contatto con l'ambasciata e con il Presidente Conte. In questo momento stanno preparandosi i Vigili del Fuoco con una colonna mobile in partenza dal Veneto che ci hanno chiesto, quindi non potevo chiederlo perché i due vertici a sanità sono qui alla mia destra e alla mia sinistra, però chiedono di avere 2 unità USAR in supporto dei Vigili del Fuoco per appunto supporto sanitario. Cosa sono queste USAR? Le USAR sono giustamente sono le squadre che sono addestrate a fare ricerca in macerie, quindi quelli che vanno, sanitari, anche dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, sono quelli che ti estraggono dalle macerie. Certo. Quindi serve la parte tecnica, quindi in questo caso coperta dai Vigili del Fuoco, e la parte sanitaria per garantire il supporto nella fase di attesa prima dell'estrazione e poi nella fase immediatamente successiva. Non so se ci sono domande. Io farei, siccome appunto l'assessore deve andare... Stavo dicendo, quando tenete conto della scala Richter, informazione che spesso vedo, tenete conto che quella scala non è lineare, è logaritmica, quindi fra una scossa di intensità 2 della scala Richter e una scossa di intensità 4 della scala Richter non è che l'energia sia doppia, è 1000 volte superiore, ok? Ad ogni grado corrisponde un'intensità di energia di oltre 30 volte superiore, quindi quando vi dicono 4, insomma non è molto distante da 4,5, in realtà
da 4 a 4,5 c'è una bella differenza. Io farei un giro velocissimo per cortesia di domande. Fois che sta scalpitando che agli ascoltatori... Sì, beh, anche perché chiaramente tutti sono molto preoccupati perché è stata percepita molto forte in alcune zone, anche dal bellunese al veneziano, e volevo appunto chiederle da quello che sta, dalle notizie che sta ricevendo, quindi lei conferma che non c'è stato alcun danno da nessuna parte in Veneto? Confermo che abbiamo un sacco di chiamate, però in questo momento non c'è stato alcun danno. Ho appena sentito anche l'ingegner Munaro, che è il direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, mi conferma che neanche loro non hanno segnalazioni di danni. Ho sentito il presidente del Friuli e il collega del Friuli, che è anche vicepresidente, e mi hanno comunicato che anche da loro, allo stato attuale, non hanno rilevato danni. Abbiamo le foto, sono arrivate adesso. Qualcosa c'è, quindi... Se volete scorrere... Ecco, queste di dove sono? Della cittadina vicino a Zagabria. Ma non Vabbè, sto parlando del Veneto io. L'ho detto prima che a Zagabria le immagini sono preoccupanti, ma d'altro canto è un'intensità simile a quella dell'Aquila. All'Aquila ci sono stati 300 morti, vorrei ricordare. Quindi sappiamo anche noi, se no non avremmo dato la disponibilità al Dipartimento di allestire la colonna mobile per partire in supporto. Infatti volevo chiedere quanti partono dal Veneto adesso per dare un aiuto? Allora, i vigili del fuoco si stanno organizzando, non so il numero preciso, ma una colonna mobile non credo molto grande, e noi siamo in attesa delle indicazioni che ci dà il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che è in collegamento con l'ambasciata della Croazia, e quindi in base al quadro che ci faranno poi dopo ci daranno l'allertamento oppure no. Insomma, siamo in attesa di queste indicazioni che appunto adesso dobbiamo verificare. Grazie. Altre domande? Se no liberiamo l'assessore. Ok, grazie. Okay, grazie. Flor, scusa, ma ricominciamo. È anche tu. Torniamo in studio, lasciamo la conferenza stampa continuare, poi vi daremo conto di quello che verrà approfondito sui temi della sanità dal dottor Flor nei nostri telegiornali questa sera. Allora facciamo un attimo il riassunto di quanto è successo. Il presidente Luca Zaia non ha partecipato alla conferenza stampa, probabilmente perché bisognava seguire in modo più da vicino l'emergenza legata al terremoto, perché quando è successo stava per cominciare la conferenza stampa. Allora vi facciamo vedere, grazie alla regia di Alessandro Costacurta e Cristiano Facca, quello che è il sito dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica. Vedete, si parla di un magnitudo 6.4, quindi notevole, avvenuto alle 12:19. Siamo in Croazia, a pochi chilometri da Zagabria. In una cittadina, diceva l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, di circa 20-23.000 residenti. Questo è quello che è successo, è quello che è confermato dall'Istituto Nazionale. Quello che possiamo dirvi per ora è che questo è quello che sta succedendo, grazie alle fotografie che ci stanno arrivando. Quello che succede ora in Croazia non dovrebbe essere Zagabria, questa dovrebbe essere la località vicino a Zagabria in cui si è verificato il terremoto. Abbiamo anche un'altra foto, torniamo in studio un attimo perché le fotografie poi, eccola qua, vi facciamo vedere un'altra foto che ci arriva in questo momento. Vediamo che i danni sono stati davvero notevoli. Allora, importante, in Veneto non risultano né danni né feriti in questo momento, almeno secondo le informazioni ufficiali fornite dall'assessore Bottaccini. Sta per partire una colonna mobile in aiuto della Croazia, poi ne parleremo nella nostra informazione di questa sera. Altre due informazioni al volo: Veneto e tutto il mondo, insomma anche non solo quello della moda, in lutto perché è morto Pierre Cardin, all'anagrafe Pietro Cardin, nato in una frazione di San Biagio di Callalta, quindi assolutamente Veneto, assolutamente trevigiano, diventato una delle figure più importanti della moda mondiale. Si è spento a Parigi all'età di 98 anni, era nato nel 22, quindi sì, 98 anni, se ne va una figura importantissima. Anche di questo parleremo poi nei nostri telegiornali di questa sera. Ultima notizia, vi facciamo vedere proprio al volo, ma anzi no, perché ormai è tardi. Volevamo solo dirvi che il maltempo continua a imperversare su alcune zone del Veneto, una finale
del 2020 davvero da brividi. Nevicate imponenti sulla provincia di Vicenza, sulle montagne vicentine e sul bellunese. Vediamo se riusciamo a farvi vedere anche qualcosa. Allora, questa è una webcam che ci mostra questo momento esattamente a Asiago, è un po' coperta dai fiocchi di neve che si sono bloccati sull'obiettivo, ma vedete quanto sta nevicando, quanto continua a nevicare. E, non dovrebbero esserci stati problemi con la neve e il terremoto, al massimo un po' di paura. Vediamo che gli spazzaneve continuano a portar via neve dal centro di Asiago. Torniamo in studio, ma nel frattempo riceviamo notizie. Allora, continuiamo a parlare di quello che è successo. Facciamo un po' il riassunto della puntata odierna, perché è stata una giornata abbastanza convulsa. Allora, stava per iniziare la conferenza stampa del governatore Luca Zaia quando è stata sentita distintamente in tutto il Veneto, sappiamo che è arrivata fino a Verona, una forte scossa di terremoto. L'epicentro è stato identificato vicino a Zagabria, dove la magnitudo è stimata di 6,4, quindi, come diceva l'assessore Bottacin pochi minuti fa, simile a quello dell'Aquila. Quindi sappiamo, gli italiani hanno vissuto sulla propria pelle un'intensità simile. Poi ce ne sono stati anche altri di peggiori, ma fra i recenti è quello che si ricorda più dolorosamente. Le scosse in meno di un minuto sono arrivate anche in Veneto, in Friuli colpito un po' di più, sempre non ci risultano né danni né feriti, però l'intensità è stata maggiore. Allora, ci fanno sapere i nostri telespettatori, vedete scorrere alcuni dei messaggi, ne sono arrivati migliaia di segnalazioni, tutti ci dicono più o meno le stesse cose, ovvero che si è sentito tremare la terra, hanno tremato i lampadari, ma non ci sono stati né danni né feriti. Tanta paura in gran parte del Veneto, diciamo la fascia più vicina al mare Adriatico, la parte della montagna bellunese, poi a scemare verso il veronese, dove comunque in provincia di Verona è stata avvertita la scossa. Nel Padovano, in provincia di Rovigo, ci dicono, non ne abbiamo ancora conferma, però, che la scossa sarebbe stata avvertita anche vicino a Napoli, addirittura avrebbe attraversato tutta l'Italia. I nostri telespettatori ci fanno sapere che è stata avvertita anche nelle Marche, quindi questo è più o meno quello che sta succedendo. L'ANSA conferma che è stata avvertita in tutto il Veneto la scossa di terremoto e non vi sono danni, lo confermiamo, e molte persone hanno telefonato i centralini delle sale operative, soprattutto a Venezia, qualcuna anche a Vicenza, qualcuna a Treviso, per essere più che altro rassicurati rispetto a quello che era successo. Vediamo se riusciamo a recuperare altre fotografie del disastro capitato in Croazia, a Zagabria. Le stiamo cercando, è tutto in via di definizione proprio in queste ore. Ecco, dovremmo avere qualcosa qui. Allora, questo è uno screenshot di una televisione croata, ci fa vedere che cos'è successo. Non crediamo che questo sia Zagabria, perché non sappiamo ancora la portata su Zagabria di questo terremoto. Questa dovrebbe essere la cittadina principalmente colpita, però vedete questi sono edifici crollati sulle macchine. Si parla di feriti, non abbiamo ancora notizie di morti, speriamo di non doverne dare conto. E questo è poco dopo la scossa, c'è ancora la polvere sollevata dalla caduta vedete sulla sinistra, qui c'è un edificio che è stato
praticamente distrutto. La caduta del tetto dei calcinacci ha alzato molta polvere e in questa foto scattata pochissimi istanti dopo vedete un altro dettaglio molto interessante, sono tutte queste bottiglie, queste lattine cadute a terra da questo chiosco, vuol dire che il movimento è stato davvero importante. Allora, torniamo in studio e vediamo se ci dicono qualcosa. Da Zaia non abbiamo ancora notizie. Prima di capire bene di cosa stiamo parlando, di fare un po' il punto della situazione, torniamo a dare un'occhiata anche a quello che è il bollettino coronavirus che è appena stato emesso dall'azienda Zero della Regione Veneto, un bollettino che riguarda questa mattina e è aggiornato alle 8. Allora, rispetto a ieri sera c'erano 1.300 casi positivi, i casi positivi in Veneto sono 90.365, c'è stato un calo dovuto a una sistemazione, diciamo, dei dati all'interno degli archivi dell'azienda Zero della Regione del Veneto. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 246.089 in tutto il Veneto. Sono 149.426 le persone che sono guarite e i deceduti sono 6.298, hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza 6.298 persone. Andiamo nella seconda parte che è molto importante perché ci fa capire l'assetto della sanità in questo momento. Ci sono 2.998 persone ricoverate in area non critica, di cui 2.678 che sono ancora positive al coronavirus, 320 che si sono negativizzate. Per quanto riguarda invece le terapie intensive ce ne sono 397, quindi il numero complessivo delle persone ricoverate in Veneto in questo momento è di circa 3.400, un po' meno persone. Delle 397 ricoverate sono 366 ancora positive al coronavirus e 31 che si sono negativizzate. Le differenze rispetto a ieri ci dicono che ci sono 69 persone ricoverate in meno in area non critica, 7 in meno in terapia intensiva, con 96 decessi. Allora, cerchiamo di andare avanti, di capire un po', intanto facciamo anche un po' il punto dell'informazione. Allora, vediamo, perché nel frattempo ci arrivano anche altre notizie, perché il maltempo continua a imperversare sul Veneto. Ci sono arrivati dei video che riguardano la situazione in questo momento a Valstagna, dove la nevicata, siamo nella valle del Brenta praticamente, ai piedi dell'altopiano, fra l'altopiano di 7 comuni e il massiccio del Grappa c'è quella spaccatura dove si incanalano correnti a volte imbizzarrite e che questa volta hanno portato oltre mezzo metro di neve sul territorio. Allora, questa per esempio è una fotografia che ci arriva adesso, questo riguarda Valstagna. Ci sono anche dei video che ci ha inviato, possiamo tornare in studio, ci ha inviato l'assessore Alberto Cavalli, che riguardano i lavori in corso, perché ci sono state anche delle, se non delle polemiche, però alcune difficoltà dovute proprio alla neve caduta sulla località. Vedete, questa è la valle e costretti a scaricare la neve e lo sporco giù dalla
scarpata per fare posto alle auto per far passare. Vedete quanta neve è caduta. È naturale che con una precipitazione simile ci si trovi un po' in difficoltà. Vediamone altri di questi video perché sono comunque molto interessanti, ci fanno capire la portata dell'evento. Ecco, vedete dalla ruspa del comune, sappiamo che la protezione civile al lavoro stanno portando via tantissima neve. Vedete la situazione del centro di Valstagna con le strade appena sgombre. Sappiamo che fino a ieri sera ci sono stati anche stamattina alcuni problemi causati dal ghiaccio, causati dagli accumuli di neve, anche perché questo comune, che ricordiamo è un nuovo comune solo dall'anno scorso, formato dall'unione, dalla fusione di altri comuni preesistenti, è costruito, è nato in questa valle e ci sono davvero moltissime contrade che hanno avuto problemi in questo frangente e a ieri sera erano un po' in difficoltà e sono stati liberati definitivamente tutte le strade questa mattina. Allora torniamo in studio, continuiamo a parlare un po' del terremoto, perché continuano ad arrivare messaggi da voi telespettatori. Vediamo se qualcuno ci dà qualche informazione. Allora, per esempio ad Arcole, est veronese, il terremoto si è avvertito, i cristalli del soggiorno hanno vibrato, ma non ci sono stati danni. C'è chi ci dice che ci sono stati, che si è avvertito. Allora, per esempio, c'è qualcuno che non l'ha sentito, perché naturalmente succede un po' di tutto. A Scorzè, in provincia di Venezia, un nostro telespettatore ci dice che non ha sentito niente. Vediamo ancora. Treviso, si è sentito bene il terremoto, si è mosso, i lappadari e soprattutto anche l'albero di Natale si è mosso, si è sentito bene anche al pian terreno, quindi vuol dire che nella Marca il contraccolpo è stato udito in modo più forte. Vediamo se allora l'ANSA in questo momento non ci dà informazioni in più. Noi però abbiamo un video che ci è arrivato da un nostro telespettatore proprio poco fa, vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Allora, questo è un video che ci è arrivato da un nostro telespettatore, il lampadario che balla, il sintomo. Vai sul sito INGV, c'è un'altra scossa. Ok, allora ci danno un'informazione dalla redazione di dare un'occhiata al volo al sito dell'Istituto di Vulcanologia Italiano. C'è un'altra scossa alle 13:34, quindi vuol dire meno di mezz'ora fa. Nel frattempo, ma stiamo su questo, nel frattempo vedo nel monitor di servizio che potremmo avere qualcosa di interessante, ma chiedo alla regia prima se è materiale che possiamo utilizzare oppure se andiamo avanti con il terremoto. Andiamo avanti, poi ci verrà detto qualcosa di più di questo. Allora, c'è stata un'altra scossa di 4.5, vediamo dalla mappa, non riusciamo a capire. È stato comunque localizzato, viene confermato dall'INGV questo terremoto, ma non riusciamo a capire in quale zona sia, perché la mappa non viene caricata, però vuol dire che proseguono probabilmente o le scosse di assestamento o uno sciame sismico, ma non possiamo parlarne con certezza, perché naturalmente non più di questa pagina dell'INGV non possiamo avere. Vediamo se qualcuno ci dà altre informazioni. Vediamo. Allora, ci dicono che la centrale nucleare slovena di Krško, non lontana dal confine con la Croazia, sarebbe stata chiusa in via precauzionale dopo il forte terremoto 6.4 che ha colpito l'area a sud-est di Zagabria. Stando a quanto
riferito all'agenzia di stampa STA dalla società che gestisce la centrale, la chiusura temporanea è una procedura standard, quindi non c'è niente in teoria di cui aver paura, da seguire in caso di forti sismi. Il sindaco della città croata di 23.000 abitanti colpita dal terremoto ha fatto sapere che metà della cittadina appunto è stata distrutta. Vi sarebbe, però appunto parliamo della Croazia. Stando a quanto riferiscono i media locali, in questa località fra gli edifici crollati vi sarebbe anche un ospedale, potrebbe essere morto uno dei bambini ospitati. Naturalmente sono tutte informazioni molto frammentarie che ci arrivano tramite agenzie di stampa, tramite informazioni che corrono sul web. Ricordiamo quello di cui stiamo parlando, quindi edifici crollati, probabili vittime, centrali nucleari e tutto il resto, riguarda la Croazia, riguarda Zagabria e l'area attorno a Zagabria. In Veneto, come ha avuto modo di confermare l'assessore Bottacin, non ci sono né danni né feriti. Questo è importantissimo, dobbiamo dirlo. La scossa è stata udita molto molto forte in tutto. Allora andiamo, c'è il presidente Zaia in collegamento in diretta solo per noi, sentiamo. Però aspetta, adesso non è ancora pronto, state con noi perché avremo Zaia con le prime dichiarazioni ufficiali sul terremoto, sulle ricadute qui in Veneto. 2,5 con antenna, 2,5 di pubblicità e poi c'è Zaia. Ok, allora possiamo lanciare la devi aspettare 2 minuti e mezzo. Ok, allora, scusate, qui va così, quando c'è la diretta in edizione straordinaria come siamo adesso, ci vuole un po' di pazienza perché arrivano molte informazioni dalla regia, dalla redazione, stiamo costruendo tutto in modo espresso, come si suol dire, come abbiamo fatto in tutte le occasioni in cui il Veneto è stato coinvolto. Ricordiamo un 2020 funestato da eventi atmosferici che abbiamo seguito dettagliatamente sul posto, sempre con i nostri giornalisti, alluvioni, allagamenti, poi ovvio il Covid che ci ha portati a fare lunghe dirette in edizione straordinaria per intere giornate, per dare informazioni, per stare anche vicino alle persone. In questo caso però stiamo parlando non di vicinanza, non di tempo libero, non di un aiuto morale, ma di cronaca e informazione vera e propria. Quindi fra pochissimo, state con noi, ripeto, fra pochissimo il governatore del Veneto, Luca Zaia. Chiedo ancora informazioni in regia. Fra 2 minuti, allora state qui con noi perché avremo le prime parole ufficiali di Zaia, che ricordiamo era già seduto al suo posto quasi nella sala della protezione civile di Marghera ed è corso via per capire che cos'era successo, perché sulle prime si pensava che la scossa fosse stata localizzata in Veneto, non si sapeva bene dove fossero i problemi più gravi, quindi il governatore ha deciso giustamente anche comprensibilmente, di lasciare il punto sulla sanità all'assessore Manuela Lanzarina, capo della sanità Flor, e c'era anche l'assessore Bottacin, che poi risentiremo questa sera nei nostri telegiornali con il punto prima sulla sanità, sui vaccini, sull'emergenza coronavirus, sui dati che abbiamo visto assieme, e poi con tutte le informazioni sul terremoto. Ricordiamo, nessun danno, nessun ferito in Veneto, danni enormi invece e feriti di sicuro, morti si suppone, perché comunque quello che arriva sono tutte informazioni ancora frammentarie in Croazia, vicino a Zagabria, 6.4, seguita da una scossa poco fa di 4.5. Non sappiamo dirvi perché non si possa caricare la mappa, quindi non sappiamo se sia in mare oppure, ma vediamo che longitudine e latitudine sono abbastanza vicine a quelle della precedente importante scossa, che ricordiamo era stata... c'era stata un'altra scossa in mattinata. Andiamo da Zaia. Sapeva già Cristian che
Sì, Renato? Ci siamo? Pronto Renato? Sì. Vai. Eppure. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori, siamo arrivati qua a San Beniamino, abbiamo raggiunto il presidente Zaia che ha lasciato la conferenza stampa all'unità di crisi di Marghera alle 12:19, lo ricordiamo, il terremoto con epicentro a Zagabria, terremoto con magnitudo 6.4, tantissime le chiamate, in questa zona fra l'altro è stato avvertito davvero molto questa scossa, Presidente, tantissime chiamate? Assolutamente sì, tant'è vero che stavo entrando in conferenza stampa come di consuetudine, ho dovuto salutare e giustificarmi con i giornalisti e quindi sono stato ben rappresentato dalla signora Lanzarina del dottor Flor e sono giunto qui in zona perché le chiamate che arrivavano sono chiamate assolutamente di panico. La scossa si è avvertita in maniera assolutamente importante, forte, e i più vecchi si ricordano il 76 con il terremoto del Friuli. E c'è da dire che poi le immagini che stanno arrivando da Zagabria e quindi dalla zona dell'epicentro, con 6,4 come diceva lei, sono immagini devastanti, per cui il fatto che si senta a centinaia di chilometri dà una dimensione di quanta forza abbia avuto questa scossa di terremoto. Danni molto ingenti, gravissimi, soprattutto nella zona dove c'è stato l'epicentro. Lei sentirà anche il governatore, il presidente della zona? Sì, assolutamente sì, e poi ci mettiamo a disposizione come al solito, fermo restando che per noi resta un'allerta anche qui da noi e quindi non abbassiamo la guardia, cioè noi abbiamo i volontari che ringrazio addestrati per il rischio sismico ed è giusto che in queste ore si resti assolutamente allerta senza creare panico. Abbiamo questo epicentro che è distante da noi, però come le ripeto è difficile pensare cosa potrà accadere da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, quindi è giusto che ci sia uno stato di attenzione e dall'altro aiuteremo ovviamente con i nostri volontari e i cittadini croati per questa devastazione che hanno avuto. Quindi pronti anche per partire, per andare in quelle zone? Assolutamente sì, se verrà fatta una colonna mobile i veneti ci saranno. Senta, morte di Pierre Cardin, quest'anno davvero è un anno terribile. Sì, è un anno bisestile, i vecchi dicevano anno bisest, anno senza sest, nel senso che è un anno senza spina dorsale, no? Senza senso, ecco, diciamolo così. Pierre, io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo, è originario, è nato a Sant'Andrea di Barbarana, è trevigiano, legion d'onore in Francia, è un grande stilista, ha fatto grande il suo nome ma anche quello della sua terra d'origine che non ha mai rinnegato, questo lo dobbiamo dire, ha lavorato con i più grandi stilisti, penso a Yves Saint Laurent e a molti altri con i quali lui ha lavorato da giovane. Ha costruito un impero, è stato il primo stilista ad andare in Cina, io l'ho incontrato più volte, veramente mi spiace per la notizia, personaggio eclettico, un personaggio di visione e faccio le mie condoglianze ai familiari più stretti, in particolar modo al nipote Rodrigo che lo ha sempre seguito in tutti questi ultimi anni. Cristian, se non ci sono domande dallo studio io ti cederei nuovamente la linea. Avete sentito, il presidente Luca Zaia ci conferma che la scossa è stata udita in modo molto forte, tanto che tantissimi hanno telefonato, tantissimi hanno fatto riferimento a lui stesso per avere informazioni. C'è stato del panico, soprattutto nella Marca. Noi andiamo tramite i siti di informazione croati. Allora cominciamo ad avere qualche immagine che raccogliamo cortesemente dai colleghi dall'altra parte dell'Adriatico. Vedete, la connessione probabilmente è un po' lenta, un po' in difficoltà. Questo è quello che è successo ricordiamo, questa è Croazia, non stiamo parlando d'Italia, tranquillizziamo tutti, non ci sono stati né danni né feriti nella nostra regione, solo tantissima paura. Andiamo avanti a cercare alcune informazioni, vediamo se per esempio c'è una carrellata di foto, vediamo se riusciamo a farla vedere, ma forse facciamo un po' di fatica perché sono un po' piccole, però riuscite a vedere cos'è successo, cos'è avvenuto in Croazia, la violenza di questo sisma. Ricordiamo 6.4
della scala Richter, che come ha ricordato l'assessore Bottacin poco fa in conferenza stampa, non è, ricordiamo, la scala Mercalli era basata soprattutto sull'evidenza dei danni causati dal terremoto, comunque sulle ripercussioni di un terremoto, ovvero cadono mattoni, si fatica a stare in piedi, cadono edifici, una serie di evidenze. La scala Richter invece, come suggeriva, come ricordava l'assessore, è logaritmica, ovvero un piccolo scostamento nel valore vuol dire una potenza devastante molto più ampia, quindi 6.5 è veramente una scossa importante. Non abbiamo notizie dai nostri colleghi di triestini su eventuali danni o problemi da quelle parti. Continuiamo ad andare alla ricerca di informazioni. Ecco, forse abbiamo un video sempre dalla Croazia, adesso vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Aspettiamo un attimo, ecco, vediamo, questo è un supermercato, in Croazia, vedete la gente ha paura, si vedevano dalle immagini tantissima gente scappata fuggita all'aperto. Torniamo in studio, allora andiamo sempre avanti con queste cose che ci arrivano, con queste informazioni che ci arrivano, video ci arrivano. Ecco, questo è il momento del terremoto, un albero di Natale che balla, c'è qualcuno disteso in poltrona che giustamente si alza preoccupato e magari abbandona anche la stanza non sappiamo la durata della scossa, ma da quello che ci dicono le persone che l'hanno udita in Veneto, che l'hanno avvertita in Veneto, è stata abbastanza forte anche qui da noi. Comunque, soprattutto nella durata, non deve essere stata una cosa di pochi istanti. Andiamo alla ricerca di altre informazioni, vediamo le TV croate che stanno per il momento intervistando i politici, gli amministratori, ma purtroppo non abbiamo immagini in questo momento di quanto è avvenuto. Possiamo tornare in studio, vediamo che cosa ci dice l'ANSA, se capiamo qualcosa di più. No, non ci sono ancora informazioni su quanto è accaduto dal punto di vista proprio di un eventuale conta delle persone che hanno perso la vita. Sappiamo però che il sisma è stato avvertito lungo tutta la costa adriatica e anche nelle regioni del nord Italia, addirittura in Campania. Non ci sono altre scosse in questo momento. Chiedo in regia se possiamo fare un break pubblicitario per riorganizzare le idee in questo momento, se abbiamo una disponibilità. Va bene, andiamo avanti allora con quello che troviamo, con tutto quello che ci arriva anche grazie alle vostre segnalazioni. Allora, YouTube ci viene in aiuto, ecco. Torniamo perché qui comunque arriva molta pubblicità, però facciamo un break per riorganizzare un po' le idee, capire come muoverci nella giornata. Facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Vi stiamo raccontando a partire dal Veneto quello che è successo in Croazia poco meno di un'ora fa, un'ora e mezza fa. C'è stato un violettissimo terremoto che ha colpito la zona di Zagabria con una magnitudo 6.4 della scala Richter. Continuano ad arrivarci informazioni comunque sommarie per ora su quello che è successo. Sappiamo di una cittadina
cittadina praticamente semidistrutta dal sisma, molti feriti, pare anche qualche morto. Andiamo a vedere un video che ci arriva adesso da YouTube, grazie alla regia sempre di Alessandro Costacurta e Cristiano Facca. Vediamo, questi sono, è una TV, una televisione croata, vediamo i video che ci arrivano. Vediamo torniamo in studio. Allora, c'è un po' di tutto sul web, per esempio possiamo farvi vedere, grazie all'hashtag di questo terremoto, anche dovremmo avere anche un video di un supermercato ripreso al momento della scossa. Vediamo, per esempio, queste sono alcune foto, sono sempre, questo è Twitter, sono sempre immagini che ci arrivano. Vedete il disastro è avvenuto, torniamo in studio, è avvenuto in Croazia. Ecco, questa è la mappa, questa è la zona, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Vedete la Croazia, Zagabria, questa è la Bosnia, Slovenia, quindi siamo a metà strada, a distanza molto ravvicinata, e è stata avvertita la scossa fino a giù, fino al sud Italia. Torniamo in studio, andiamo avanti con altri video che dovrebbero essere disponibili. C'è davvero molto materiale, ecco, ancora sempre grazie ai social che ci permettono di vedere praticamente in diretta quello che sta succedendo dall'altra parte dell'Adriatico, e probabilmente informazioni ufficiali non arriveranno prima del tardo pomeriggio della serata, perché in questo momento è prioritario aiutare chi è rimasto ferito, cercare i dispersi e mettere in sicurezza tutte le zone. Poi comunque di sicuro avremo informazioni più dettagliate. Possiamo dire però con certezza che la scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Veneto, anche a Verona. Vediamo, le persone applaudono perché i soccorritori devono aver salvato una persona che è rimasta probabilmente bloccata dalle macerie. Vediamo i colleghi delle televisioni croate sul posto che riprendono, quindi un momento anche di speranza nel disastro che è successo. Ecco, vediamo, si tratta sicuramente di un salvataggio. Non sappiamo ancora quante persone siano disperse, non sappiamo ancora se ci sono morti. Si parla di un ospedale addirittura crollato. Queste sono proprio le prime immagini che arrivano dei soccorritori, dei soccorsi in corso. Prima c'erano immagini di macerie, del terremoto stesso, ma queste sono fra le prime che arrivano di persone tratte in salvo e portate in ospedale. Sappiamo che è in partenza, o forse è già partita o sta partendo in questi istanti, anche la colonna mobile dal Veneto per andare a soccorrere le persone, le località coinvolte dal gravissimo sisma avvenuto in Croazia. Importante, lo diciamo ogni 2 minuti, ogni 3 minuti. Non ci sono vittime, non ci sono feriti, non ci sono danni in Veneto. Questo è importantissimo da dire, anche per non creare allarmismi di alcun genere. Tutto quello che avete visto riguarda assolutamente la Croazia. Ecco, un altro video decisamente interessante è questo, il terremoto. Vediamo l'intensità delle scosse che probabilmente si sono inseguite. Questa è la telecamera interna di un negozio, però ecco, questa è la scossa forte invece. Queste sono altre immagini che ci arrivano sempre sempre dalla Croazia. Allora, detto questo, questa è la situazione. Facciamo un attimo il riassunto per tutti.
C'è stato un terremoto in Croazia, ormai l'avrete già sentito da tutte le fonti di informazione. È stato avvertito in Veneto in modo molto forte, a Venezia, molto forte nella Marca, tanto che il presidente Zaia, che stava per iniziare la sua conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus, ha deciso di tornare nel Trevigiano per capire cosa stava succedendo, per vedere se c'erano danni, se c'erano problemi. Poi si è saputo che in Veneto non è successo niente di grave, a parte tanta paura avvertita fino al Veronese, fino a Rovigo, fino alle Marche, ci dicono addirittura, e la conferenza stampa è stata poi portata avanti dall'assessore Manuela Lanzarin per quanto riguarda la sanità e dall'assessore Bottacin, che ha confermato no danni, no feriti, no vittime in Veneto fortunatamente, e la partenza degli aiuti immediatamente dal Veneto verso la Croazia. Questo è quello che è successo. Di quanto è stato detto nella conferenza stampa, quindi della situazione dei vaccini, della situazione del coronavirus e delle ripercussioni della paura provata anche qui da dove vi trasmettiamo, in provincia di Vicenza, nel Bassanese, parleremo questa sera nei nostri telegiornali. Vi ringraziamo perché siete stati utilissimi anche voi, indispensabili per fare capire a tutte le persone che ci stavano seguendo che cosa stava accadendo. Sono migliaia a questo punto, non possiamo più tenerne conto, i messaggi che ci sono arrivati via WhatsApp e che ci hanno fatto capire che effettivamente in Veneto non era successo niente di grave. Qualcuno si è lamentato dicendo che avremmo dovuto aspettare di avere informazioni più dettagliate prima di parlare del terremoto, ma riteniamo invece che con un fatto simile, con un sisma così imponente, sentito da tutto il Veneto, avvertito da tutto il Veneto, sia stato indispensabile darne notizia in diretta, compreso anche quello che è successo nella conferenza stampa di Luca Zaia. Quindi l'informazione che voi avete dato a noi confermando questo rapporto che non si può spezzare fra Rete Veneta e i suoi telespettatori è stata davvero fondamentale per capire che cosa stava succedendo, che non era successo niente di grave, che non c'erano feriti. Qualche lampadario che ballava, tanta paura, qualche mobile che ha scricchiolato, a tanti sono venuti in mente gli ultimi terremoti che ci hanno fatto tremare anche qui in Veneto. Prima di lasciarvi diamo un'occhiata, non ci sono state fortunatamente, almeno finora, altre scosse. L'ultima è quella di un'ora fa, delle 13:34, 4.5 della scala Richter in Croazia. Quella di prima la vedete, 12:19, 6.4, quella che ha distrutto i paesi vicino a Zagabria. Ma questa mattina la giornata era iniziata sotto il segno di una certa instabilità, con un terremoto del 5.0 a Creta, nel mare vicino a Creta. Sciami sismici in centro Italia purtroppo li conoscono bene da tempo, ma queste ultime scosse delle ultime ore sono davvero importanti. Finisce qui questa nostra edizione straordinaria, partita come una normale informazione sulla giornata, sulla nevicata, sul coronavirus, sulle cose che stiamo affrontando, si è trasformata in un profondo legame con voi telespettatori, in una conferma di quello che stiamo facendo, ovvero che riceviamo le notizie e ve le diamo in diretta, espresse. Siamo stati un po' in confusione in alcuni momenti, ma ci sta, visto quello che sta accadendo. Siamo convinti però di avervi fornito anche oggi un servizio sicuramente decoroso e al passo con quello che sta succedendo in Veneto, in Italia, nel mondo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo questa sera con i telegiornali TG Bassano e TG Vicenza.